Cari amici, ben ritrovati, nuova puntata di Viaggiando con l'arte, la rubrica che vi porta a scoprire l'arte a 360 gradi attraverso il territorio del Basso Feltrino e dell'Alto Trevigiano. Siamo quest'oggi a Collalto, siamo a una magnifica mostra che è stata inaugurata ieri sera, ma poi il nostro carissimo amico Antonio ci spiegherà tutto, e abbiamo ai nostri microfoni infatti Antonio Menegon, che è presidente dell'associazione Archeo Susegana. Archeo Susegana intanto è un'associazione di ricerca storico-culturale che si occupa di archeologia e di storia, quindi promuove, fa iniziative, fa ricerca e tra le attività pubblica anche dei quaderni. Ecco, abbiamo presentato questo quaderno che si intitola Collalto fortificata e l'arte della balestra, che si rifà, almeno per la parte della fortificazione del castello di Collalto, a un documento del 1373 conservato all'Archivio di Stato di Brno, dove insisteva un casato della famiglia Collalto, il casato Moravo come si è detto. Partendo da questo documento del 1373, l'architetto Michele Potocnik ha abbozzato, ha descritto com'era oppure come potrebbe essere stato il castello alle soglie del 1400. Il documento è un documento fondamentale perché descrive i turni di guardia del castello di Collalto, quindi tutti i soldati che erano chiamati a presidiare vari luoghi. Nominando questi luoghi nel documento si è dato spunto al nostro architetto di trasformarli in grafica. Quindi una ricostruzione abbastanza fedele perché c'era un documento. Esattamente, è un documento particolare perché tra il 1372 e il 1373 Collalto, il casato Collalto, alleato di Venezia, era in guerra con Padova e con il re d'Ungheria. E questo spiega la grande fortificazione del castello e il grande presidio che si è fatto del castello in quel periodo, perché era un periodo di guerra. Si pensi che per passare da una parte all'altra del castello nei luoghi presidiati bisognava esibire una parola d'ordine. A chi non la sapeva veniva ucciso per lapidazione. E poi abbiamo un sito internet che si chiama archeosusegana.it, abbiamo un profilo Facebook che si chiama Archeo Susegana e dove pubblichiamo le nostre iniziative. Chi si associa al nostro sodalizio, ad Archeo Susegana, riceve una newsletter con tutte le iniziative che noi programmiamo nel corso dell'anno. Il visitatore troverà una collezione più unica che rara di balestre storiche, che sono delle riproduzioni fedelissime, quindi non sono state acquistate, sono state costruite da mio padre a mano in un lavoro che ormai dura da 13 anni, un lavoro in concerto con il sottoscritto che si occupa appunto della ricerca storica, quindi dell'analisi storico-militare dei pezzi, della ricerca dei materiali e quant'altro, e poi mio padre, che è molto più interessato al lato meccanico-ingegneristico, si occupa della costruzione. Ci dicevi che questa è una collezione unica al mondo. Sì, esatto, perché? Perché va a coprire un ventaglio storico che va dai Greci, al V secolo a.C., fino al Rinascimento, quindi appunto possiamo trovare quella che è considerata la prima balestra della storia europea, come dicevo, greca, fino alle famosissime balestre d'asfalto del 1500-1400 che vengono oggi usate per i pali, ad esempio, di Chioggia e Gubbio. Suan, se dovessi raccontarci una curiosità che ti ha sbalordito durante il tuo periodo di ricerca, cosa ci racconti? Allora, la cosa che mi ha stupito di più è stata scoprire dell'esistenza di una balestra a ripetizione cinese, inventata anche questa nel V secolo a.C., che era in grado di sparare 10 dardi in 10 secondi. Quindi si può dire che è stata la prima mitragliatrice. Questa passione in realtà nasce proprio qui, a dire il vero. Qui 13 anni fa con la mia associazione Antica Fiera di Santa Lucia di Piave abbiamo messo in scena la leggenda di Bianca di Collalto, con personaggi veri, più di 100 figuranti. E qui per la prima volta io ho vestito i panni del balestriere
del balestriere un po' improvvisato, con una balestra presa in prestito, con dei vestiti un po' raccattati su così, e da lì diciamo è nata la passione. Ho cominciato a farmi la prima balestra, a trovare fuori i pezzi per il costume e dopo è venuto tutto un po' alla volta, diciamo, costruendo balestre, prima praticamente le balestre italiane, e adesso ultimamente che stiamo guardando anche al resto del mondo con balestre cinesi, balestre diverse, insomma. A me affascinano i sistemi di caricamento, come l'uomo è riuscito a superare i vari problemi che subentravano con l'aumento della potenza delle balestre. Logicamente non era più possibile caricarle a mano, servivano degli strumenti e quegli strumenti là sono la parte che più mi affascina, insomma, è proprio la capacità dell'uomo di superare i problemi e gli inconvenienti che a mano venivano fuori in pratica. Quella è la parte che mi piace di più. Noi saremo presenti dal 20 di aprile fino al 1 maggio, tutte le domeniche, tutti i sabati e i festivi. Quindi il sabato ci trovate dalle 18 alle 20, la domenica invece la mattina dalle 10 alle 12:30 e poi dalle 14 alle 20. Stessa cosa per il giorno del 25 aprile e il 1 maggio e il 24 aprile con gli orari del sabato. Quindi